Le auto possono essere dirottate in questo posto e potranno quindi attraversare via Vincenzo Giuffrida, arrivare ai Salesiani e da lì possono, utilizzando lo svincolo di via Vincenzo Giuffrida, o andare verso Ognina, o andare verso Onesimo, o andare verso il nord della città. Allora, oggi come municipalità siamo particolarmente contenti perché dopo oltre 40 anni siamo riusciti a bonificare un'area che era veramente degradata, l'area di via Castorina. Naturalmente c'è una doppia felicità perché oltre naturalmente a recuperare un'area degradata che tutti i cittadini della zona e del quartiere ci chiedevano, ci permetterà di aprire una valvola di sfogo verso la zona di Ognina, perché tutti coloro che saliranno da via Torino non dovranno più percorrere via Rossa di San Secondo, ma andranno direttamente attraverso la via Castorina e via Giuffrida e andare direttamente lato Ognina. E naturalmente questo comporterà una maggiore viabilità nella zona dell'ex ponte del Tonto Gioieni, perché questo vuol dire che il primo sarò io che non prenderò più, naturalmente qualora dovessi andare in via nelle zone di Ognina e prendere la zona del Tonto Gioieni, quindi è una cosa che consiglio a tutti i cittadini, abbinata naturalmente alla metropolitana che di qui a pochi mesi nascerà, quindi con l'apertura della tratta che arriverà fino a Onesimo. Sicuramente questa zona con la più alta densità di traffico e di viabilità respirerà un po'.